Una parola, fake, con 3 emoticon delle croci rosse di negazione. Ci pensa così sul suo account di X Umar Solé a riportare un po' di serenità nell'ambiente udinese. Nel giorno in cui un sorridente Toven firma con Lens, il suo amico e connazionale giura a suo modo amore all'Udinese, almeno limitatamente alla prossima stagione. Si era diffusa nelle ultime ore una notizia infatti di una richiesta piuttosto esplicita e diretta del difensore classe 2000 alla dirigenza di essere ceduto, ovviamente qualora ci fossero stati i presupposti. Un colpo che non sarebbe stato facile da digerire, ma che faceva il paio con l'idea del club friulano di ingaggiare lo svincolato Axel Witsel, che nelle ultime stagioni si è specializzato come centrale di difesa. L'uscita social dell'ex Salisburgo ovviamente fa sparire qualche nuvola nera che si era addensata sulla testa di Costa Runiec, che potrà quindi contare su tutte le sue qualità in campo, tecniche e di leadership. Contestualmente la trattativa per Witsel rimane adesso ancora in stand-by, in attesa anche di capire cosa succederà con le suggestioni proposte per l'attacco, anch'esse dagli ingaggi impegnativi, come sarebbe per il nazionale belga. Sul capitolo cessioni ora sono 2 nomi argentini quelli caldi. Il primo è Lautaro Ciannetti, che ha svolto le visite mediche con l'Antalyaspor e che quindi l'anno prossimo giocherà in Turchia. L'altro è Martin Pagero, sul quale è arrivata la richiesta di informazioni del Panathinaikos. Immediata la risposta dell'Udinese, che per l'ex Boca vuole 9 milioni di euro. Le trattative sono appena cominciate, senza dimenticare gli interessamenti dal Sud America. Intanto sfumano alcuni nomi che erano stati vicini all'Udinese e che giocheranno comunque in Serie A l'anno prossimo. Ziolkowski sta per firmare con la Roma, Zanoli sarà il nuovo terzino destro del Bologna d'Italiano, mentre Izes è passato dal Venezia al Sassuolo di Fabio Grosso. Si è svincolato invece Marco Silvestri, che è già in contatto con la Cremonese. Da segnalare infine 2 colpi in prospettiva della società friulana, che ha annunciato l'ingaggio del portiere René Piri, sloveno classe 2010 che arriva dal Maribor, e anche quello di Nikolaj Popov, talentuoso fantasista bulgaro classe 2009 che arriva dal Ludogorets, come fatto qualche giorno fa da Piotrowski.